Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia e oggi vi mostro un caso di doppia arcata premium, denti in composito con barra in titanio con 8 impianti dentali parte superiore e 6 impianti parte inferiore. Lo vediamo dopo la sigla. Questo è un caso veramente a me caro, molto ben riuscito. Guardate il livello di partenza, pare che ci siano in bocca ancora tanti denti, qualcuno che manca, ma questo era il livello reale di partenza. Guardando la radiografia, l'osso completamente riassorbito sia nella parte superiore che inferiore, una parodontite galoppante di tipo diffuso in stadio ormai avanzato, uno stadio per cui i denti devono ormai essere estratti tutti, e questa era la visione dall'interno. Denti che sono stati perduti nelle zone posteriori, ponti che sono stati messi nel tempo, ma la situazione della PRA non si è fermata, anzi è andata avanti, l'osso ha continuato a perdersi, denti a migrare e si è arrivata a una situazione in cui la bocca era completamente collassata. Guarda lo smalto, le fratture che presenta, quanto hanno sofferto negli anni questi denti, tutte le zone di frattura vicino alle gengive dei denti, addirittura le ceramiche si sono rotte. Quando la dimensione verticale della bocca si abbassa c'è un sovraccarico nelle zone posteriori e tutto funziona male. Questo è il livello di usura dei denti nella parte superiore, la dentina si è esposta, il tessuto interno dei denti è un tessuto più tenero, più giallastro, lo smalto è stato tutto completamente consumato, le ceramiche hanno dato il massimo di quello che potevano, guarda qua come sono esplose sotto i carichi masticatori, e l'osso pure è andato a perdersi. Questa è la situazione dopo la chirurgia, quando abbiamo posizionato impianti su entrambe le arcate, e questi sono gli impianti nella parte inferiore e questi gli impianti nella parte superiore. 8 impianti dentali con ricostruttiva dei semi mascellari e posizionamento delle barre a sostegno dei denti provvisori, dei denti in PMMA avvitati. Guarda come le barre sigillano perfettamente sopra i multi-unit, e andiamo a vedere nelle fasi successive quelli che sono i denti che abbiamo montato sopra questa splendida persona. Se si riconosce nella foto ti mando un saluto, e queste sono le foto ravvicinate delle 2 linee premium che sono state montate. Questo è il caso con taglio della gengiva dell'osso, ricostruttiva e simulazione iperrealistica delle gengive, che con la linea premium riusciamo a ottenere quindi una biomimetica ottimale. E queste sono le 2 TAC tridimensionali a confronto. Sul lato sinistro vedi l'osso con i suoi riassorbimenti e sul lato destro gli impianti dentali che sono stati inseriti nell'osso. 8 impianti dentali sopra e 6 impianti dentali sotto. Andiamo avanti e vediamo uno zoom qua su quelle che sono le arcate iperrealistiche premium. Queste sono delle arcate che vengono eseguite su parametri individuali che vengono rilevati sul paziente, si prendono i movimenti che fa la mandibola, si vanno a inserire nelle ghiere di questo articolatore a valori individuali e si va alla fine a progettare i denti che verranno montati sopra gli impianti dentali. Guarda qua le traslucenze, l'opalescenza di questi denti e la perfetta forma di denti, che sono delle copie identiche di denti reali che vengono posizionati sopra le barre in titanio che verranno poi avvitati sulla bocca, sugli impianti dentali. Queste sono protesi d'autore. Questa è prima e questa è dopo. Situazione di partenza, situazione di arrivo. Questa è prima e questa è dopo. Guarda quanti anni ha ripreso il viso di questa splendida persona. Sono momenti come questi che sono veramente felice di fare quello che faccio. Un saluto.